Non so se mi credete, mi sono svegliata alle 10:18. Sto facendo colazione che sono le 10, no, le 11:20. Perché? Perché io non riesco a fare colazione se non ho la casa in ordine, quindi prima ho sistemato la casa. Ho già acceso il fuoco perché anche oggi non ci saremo pomeriggio. Sono proprio stanca. Ho messo a lavare le lenzuola perché c'è il sole e metto a lavare le lenzuola, le asciugo di fuori. No, il sole non c'è più, è andato via. Io come cavolo le asciugo le lenzuola? Comunque ho cambiato smalto, ho messo il nero con i glitter. Ho messo questo. E il nero e sopra ho messo il top coat glitterato. Bello. Mi piace lo smalto nero sulle unghie corte, poi mi piace parecchio. Sì, le ho accorciate di nuovo perché erano cresciute tantissimo, ma boh, erano veramente lunghissime. Vabbè, adesso devo riscaldarlo ancora un po' perché mica tanto caldo. Vado a mettere legna nel fuoco e vado a recuperare la roba in lavatrice e mi sono completamente dimenticata di farvi vedere le decorazioni che avevo fatto fuori casa. Ma quella, cioè la decorazione nella fioriera con i rami finti, l'avevo fatta 2 settimane fa, forse anche di più. E poi avevo messo anche il festone che avevamo preso dai cinesi e anche lì mi sono dimenticata di farvi vedere, quindi adesso quasi quasi vado fuori, vi filmo questa roba qua, devo anche prendere legna e poi mi finisco il caffè latte con calma. Che bello che sei! Ehi, che bello. Guarda, c'hai la goccia sul naso. Hai una goccia d'acqua qui e anche qui. Queste goccine d'acqua. Ecco, si sta bene davanti al fuoco, eh? L'altro è qua. Eh. Così ci si mette in questa cuccia, mommy. Così stai caldo. Eh. Tutto così. Ecco. Così si mette. Ah, ma c'è anche il principino. Ciao. Eri a prendere il poco sole che c'è. Vero sì. Non c'è neanche sole qua. Vero? Non c'è neanche sole. Matto. Allora, qui avevo fatto così. Chiaramente c'è la neve vera adesso. Vabbè. C'erano i fiori, cioè ci sono i fiori finti sotto. Quindi questa fioriera l'avevo fatta così, l'altra è ancora vuota, però intanto questa, ecco, con tutti i colori un po' più autunnali, che comunque non è ancora inverno. Questi qua sul bianchiccio qua sporco, giallino, sono un po' più invernali. Questi invece sono autunnali, che hanno ancora l'arancione, perché ho ancora i cuscini arancioni. E invece vediamo se riesco a farvi vedere. Qui ho queste perché si è sciolta la neve, ok, allora posso metterle via. E questo è quanto. Ho messo tutto il festone qui e ci ho messo anche queste decorazioni. Sono carini, dai, carine. Qua qualcuno si fa tantissime unghiette. Quante unghiette fai? Mamma mia, andiamo a prendere il bidone. Ehi, che belle coccole. Io vado di qua. Vieni. Vieni anche tu. Vieni anche tu. E io vado dentro. Porto dentro il bidoncino. Che ce l'ho già da riempire perché ho già roba da metterci dentro. A volte penso ci servirebbe quello grande. Ma andare a fare il cambio, una rottura di balle burocratica.
mi sto vestendo. Vediamo se i capelli riescono a rimanere così sciolti per un po'. Sono gonfi perché li asciugo a testa in giù, senza pettinarli. Solo che qui ho il buco qua, ho pochissimi capelli e oltretutto sono spezzati, sono corti, arrivano qua. Invece che arrivare fin qua giù, arrivano tipo qua. Qua ne ho veramente pochi in questo pezzo qua, infatti anche quando tiro su con la molletta, di qua ho pochi capelli, di qua ne ho molti di più. Perché io dormo da questa parte, probabilmente è per quello. E vabbè, comunque, vediamo quanto durano giù. È che i miei capelli giù non sono belli, perché dietro sono tanto rovinati, tanto spezzati. Per quello non amo tenerli giù, perché si vede che sono proprio brutti. Vabbè, comunque, sono in rosa oggi. Ho deciso di mettere questa Dolce Vita perché? Perché vorrei mettere questo maglioncino che avevo preso su Shein ancora durante l'estate, perché sapete che io gli acquisti invernali li faccio d'estate perché costa meno la roba, si trovano delle cose carine a basso prezzo, mentre adesso magari tendono a aumentarli un pochino i prezzi, visto che è periodo. E vorrei mettere questo. Avevo una Dolce Vita viola, però era un viola freddo, non stava bene. Non stava bene con questo viola qua, che comunque ha del rosa dentro, non è un viola freddo, è caldo. Quindi ho deciso di mettere quella, la Dolce Vita rosa. Non fucsia, rosa. Che di fucsia ne ho due, ma non vanno bene. Ecco. Non mi sta benissimo come maglione, però almeno metto qualcosa di diverso. E sapete che non credo di tenerli così, mi danno fastidio. Aiuto. Vabbè, comunque, a parte il mio fastidio, qua è chiusa, sì, no, mi serve il profumo, io senza profumo sto cercando di finire questo. Questo è il Lady Million. Aspettate che... Tac. Questa è la versione più piccola. Ce n'è ancora un po', sì. Non è tantissimo. E l'altro invece è a questo livello. Mamma mia, questo qua l'ho veramente pagato 100 euro. Lo tengo proprio lì come fosse un oracolo. No, lo uso. Però sto cercando di finire prima il Lady Million, che comunque vorrei ricomprare perché è un profumo che mi piace. Ecco, già mi stanno iniziando a dar fastidio sti capelli. Io proprio non... ho una tolleranza zero verso i miei capelli. Quindi cosa si fa? Si raccolgono. Oh, finalmente. Il brutto di questo maglioncino è che è corto. Io sono abituata a portare maglie lunghe che arrivano fino sotto il culo, tipo, e questo è un po' corto. Devo accendere il fuoco, ma prima di accendere il fuoco volevo andare su dai miei. Poi oggi ho fatto una scoperta, ovvero adesso sembra tutto a posto. Ho trovato tutta acqua, cioè qui c'era tutta la chiazza, c'era tutto il segno del contenitore qua sotto delle capsule e c'era la macchinetta che perdeva acqua. Ma è nuova, cioè vi ricordate, non l'ho presa tanto tempo fa, è praticamente nuova. E non so, perdeva acqua, ho pulito tutto, asciugato tutto e adesso la sto tenendo fuori proprio per vedere se perde ancora. Vabbè, qui ho il disastro, sistemerò dopo. Adesso sono, cos'è, meno 20 alle 11, quindi vorrei accendere il fuoco, come sto facendo ogni giorno, perché alla fine è meglio farlo anche la mattina, visto che sono a casa, conviene farlo, è meglio, sì. E quindi vorrei farlo, ma prima voglio andare su dai miei, e così porto su un pacco di mia mamma che è arrivato qua, non so perché il postino l'abbia consegnato qua, cioè l'indirizzo è palesemente diverso, ma me l'ha consegnato qua, e boh, insomma, qua vedete sempre disordine, la sedia è sempre qua così, perché sul pavimento si crea molta umidità, soprattutto se lascio la porta aperta e il calore di quelle stanze viene qua, si crea la condensa per terra. Quindi devo tenere il più possibile la roba alzata dal pavimento. L'aspirapolvere senza fili, no, tutti e due più l'altro,
Devo toglierli da dove li ho messi, perché li tengo in quest'angolo qua, perché lì si forma umidità, quindi dovrò metterli da questa parte e magari li metterò proprio lì, qui davanti, non lo so, però lì c'è troppa umidità. O trovare un posto e metterli in in una delle altre stanze, perché qua effettivamente è troppo freddo e umido per gli apparecchi elettronici. È brutto da vedere così, sì, ma per evitare che si formi muffa sui piedi, sia dello sgabello che della sedia, tengo tutto alzato direttamente. Tanto questa stanza, lo sapete, d'inverno non la utilizzo più di tanto. Adesso la tengo un po' aperta la mattina per i gatti, perché a loro piace stare qua al sole, però se no la tengo chiusa alla fine il resto della giornata perché è veramente tanto fredda e umida. Adesso vado e poi torno giù e faccio il fuocherello, va bene Pepe? Il fuoco. E bisogna fare anche fuoco, sì. Certo. Tu vuoi vedere i cippi? I cippi, dobbiamo dare la pappa ai cippi. Oggi è anche una bellissima giornata di sole, splendida, veramente stupenda. E la neve resiste, perché comunque non fa caldissimo. Brilla anche. No, non si vede dal video, ma brilla. Tu che vuoi? No, non esci adesso devo andare un attimo via, sai? Sperando che la macchina non sia ghiacciata. Ciao Mimì. Ho ancora la tazza della colazione in tavola e poi sistemo anche questa cucina che è un disastro. Bue è là fuori, là ci sono due persone e lui è, non volevo inquadrare le persone, è là fuori sulla strada che guarda i topolini. E non ve l'ho neanche raccontato, praticamente quel giorno che ero fuori, quella mattina che ero fuori a mettere il festone verde, Bue era là con me e stando là con me aveva sentito, sì ti apro Peppe un attimo, un attimo, aveva sentito che c'era un topolino sul prato di sopra e quindi cosa ha fatto? A una certa è partito, è andato, si è avvicinato piano e alla fine ha catturato il topolino. Infatti si vedevano i fili d'erba che si muovevano e lui l'aveva sentito da qui, dal portone, lui aveva sentito che lì c'era un topo, sicché è riuscito a catturarlo e se l'è mangiato. Se l'è mangiato là in strada, non è venuto a casa, insomma, sì, davanti alla porta a mangiarlo, è rimasto lì in strada, però ecco, lui si arrangia, mangia sia le bustine che comunque anche pappa fresca, carne fresca, sì. Lui cattura topolini, è molto bravo a catturare topolini, sì. Pippo, vabbè, vuole stare un po' fuori, lasciamolo fuori. Adesso accendo il fuoco e do una pulita per terra perché vedo che c'è sabbietta. Faccio le cose di casa e poi mi metto un po' a giocare con la Nintendo. Con la luna che mi assiste ma che non viene messa a fuoco, eccola, oggi avevo messo le lucette di Natale in poggiolo, qua lungo tutto il poggiolo. No, tutto no, fino alla via, fino alla fine dello stand di biancheria. Non sono riuscita ad arrivare oltre perché le ho messe un po' pendenti e vorrei farvele vedere da sotto, dal giardino, quindi spero che stiano, devo fissarle un attimo meglio. Vado giù, vi faccio vedere queste luci e vi faccio vedere anche quelle all'ingresso. Ecco qui, queste sono le luci, sono a batteria, queste qui, belle, dai, stanno bene, le ho fatte arrivare fino a qui. Qui le metterò poi in separata sede perché ne ho altre. Una sera mi ero affacciata per chiudere gli scuri qua sopra della camera e vedo sta roba qua, ho detto ma che cavolo è? Sono venuta giù a vedere, cioè è venuta giù sta roba qui da lì,
c'è un muretto che si sta rompendo ed è arrivato qua. Per fortuna che qua non c'è parcheggio, non c'è niente. Comunque andiamo a fare un po' di rumore sulla neve. Alla via c'è una luce, chissà chi è. Vabbè, vi faccio vedere, così le guardo anch'io perché non le ho ancora viste da sotto. Eccole. Ah, non le mette a fuoco. Eccole là. Ecco, queste sono le lucette che ho messo. Oddio, pensavo di averle messe un po' più regolari. Non ho fatto proprio un bel lavoro. Vabbè. Comunque funzionano, e queste sono quelle con il pannello solare. E non si è caricato quasi niente, però funzionano per il momento. Belle, dai, almeno ho fatto un po' di luce anche da questa parte. Per fortuna Bue non mi ha seguita. Perché non vedo neanche gli scalini qua. Non mi ha seguita, è rimasto a dormire. Devo stare attenta perché qua c'è neve, non l'ho neanche tolta. E adesso faccio una foto a queste lucette qui. Belle però, dai. Fanno un po' di atmosfera, poi aggiungerò altro, Peccato che poi ci nevichi sopra e devo sempre stare a togliere la neve. Ma carine. Mi piacciono. Adesso faccio una foto. E qua qualcuno fa la nanna. No, non ancora. Sì, è bella la cuccia nuova, è troppo bassa. E quindi comprerò una scatola, magari di quelle di plastica, con il bordo abbastanza alto, non troppo, e dentro ci metterò questa cuccia con una maglia come adesso, insomma, perché questa è troppo bassa e non sta tanto coperto, cioè non è abbastanza esposto perché è troppo bassa. Vero amore? È morsichino. È matto, è matto. Quindi vorrei fargli un qualcosa di più riparato, solo che lui non vuole cucce chiuse, se no sarebbe facile. Ce l'ha la cuccia chiusa ma non la utilizza, purtroppo non la utilizza.